Yucca! Benvenuti e bentornati sul canale Sperana, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi siamo tornati con uno dei format che più mi piace di questo canale, perché oltre alle esperienze belle che voglio condividere con voi, tra le quali le reaction allo stadio, c'è sempre il format che ci appassiona, ci appassiona. E l'ultimo l'ho fatto proprio qualche settimana fa, ovvero la reazione alle migliori giocate di un possibile, probabile nuovo acquisto del Napoli. Anche se qui non si parla di un acquisto, però adesso ci arriviamo, perché comunque già l'avete detto dal titolo, dalla miniatura. Berezinski sembra essere addirittura d'arrivo a Napoli, questo scambio con Zanoli, scambio di prestiti. Però prima di cominciare il video, prima di cominciare a guardare le migliori giocate di Berezinski, ammesso che ne abbia di migliori giocate, io vi chiedo sempre di lasciare un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale perché è tutto gratuito, mi supportate, cerchiamo di arrivare a 12.200 iscritti prima di Natale, cioè mancano veramente pochi giorni, anche pochi iscritti per arrivarci, quindi confido in voi. E nulla, sembra essere fatta questa trattativa tra il Napoli e la Sampdoria. Allora, io inizialmente mi sono espresso in maniera contraria a questa trattativa, ma per un semplice motivo, perché so che essendo molto giovane Zanoli potremmo fare molto più affidamento su di lui. Però ho poi pensato e considerato una cosa importantissima: ma quando è che gioca Zanoli? Cioè Di Lorenzo è un robot, quindi veramente troverebbe poco minutaggio. Ci conviene veramente tenere Zanoli così? Allora io mi sono messo nei panni del Napoli e ho pensato, lo mandano in prestito magari da gennaio a giugno e poi magari si vede se devono ancora tenerlo in prestito, così che noi abbiamo Berezinski che è un po' più esperto in Serie A, nazionale polacco, infatti pare già abbia parlato pure con Zielinski, ha detto frate tu fai la panchina a Di Lorenzo, vedi tu che può fare. Lui pare che avrebbe anche accettato questa cosa, però è molto più esperto, quindi anche un po' più propenso diciamo a starsene in panchina che sa buffate sue. Mentre in prestito mandi a Genova, sponda Samp, Zanoli, gli fai fare comunque più minuti perché lì gioca titolare ovviamente, e quindi il suo percorso di crescita aumenta. Ci sta, cioè fatemi sapere qui nei commenti questo ragionamento se può piacervi. E quindi nulla, andiamoci a vedere le clip delle migliori giocate di Berezinski alla Samp e giudichiamole insieme. Dai, ci siamo, vediamo un po' Bartosz Berezinski cosa fine combina. Mi piace sia il nome che il cognome. Eccolo qua, già abbiamo fatto il cuore di mena, ancora ma comincia a fare niente, già abbiamo fatto cuore. Allora vediamo qui, ce l'ha la spinta, vediamo, ok, sta a posto, ha fatto un bell'anticipo, qui bell'anticipo, vediamo cosa fa qui. Azza, di mena. Allora, il 18 qui è, ma quindi lui anche può giocare sia sulla destra che sulla sinistra. Guarda che questa cosa è importantissima. Cioè in realtà lui a noi servirebbe. Faccelo, fa pure i gol, fa. Faccelo, di meno, che golazo, il numero 24. E invece in Polonia gioca sulla sinistra. Qui altra bella giocata con cross in mezzo, vediamo qui assist. No, qui in realtà si fa male, si struppi, pensavo che era quello che aveva fatto l'assist. Qui bellissimo intervento, praticamente ha fatto un gol in questa clip. Qui altro bell'intervento. Stavo dicendo, è importantissimo avere un giocatore terzino che può giocare sia sulla destra che sulla sinistra. A parte che a sinistra, guarda, fu brava 300 voti perché abbiamo due signori terzini. Però è comunque importante, che ne sa, c'è un raffreddore, c'è un maestro, comunque sai di poter fidarti di uno comunque esperto. Qui bell'assist, bel cross, quindi comunque c'ha un piede abbastanza delicato, altro bello cross, cavolo, se ne è Renato, bello cross veramente. Poi vedo che è molto di spinta, vedo che c'ha anche abbastanza tecnica, c'ha il vizietto del gol ogni tanto, in realtà mi ha visto soltanto un gol fino a mo'. Gli assist li fa, quindi il piede delicato ce l'ha. Qui attenzione perché qui salva un altro gol, qui salva un altro gol su Duvan Zapata, se non erro qui era. E qui parte tutto impazzito. Sta arrabbiato. Madonna. E mo fai male però così, frate, me lo fa male così, me lo fai male. Mi fu bravo. Qui protegge palla. E vabbè, poi niente, perché il compagno l'ha hittato. Cioè, hai buttato il sacrificio di un Bartosz Berezinski, mamma mia Carmen, perché qua mi hai casato, vediamo qui cosa fa. E qui salva ancora una volta, quindi il ripiego comunque è cosa sua, ottimo anche in questa situazione.
Vediamo qui il cross. Ah, vabbè. Qui il cross. Ah, lo fece lui proprio. Lo fece lui questo sfaccima di cross per questo cazzo di gol che fece Quagliarella contro di noi. Mamma mia, mi ricorda ancora quello gol. Vediamo qui ancora. Mamma mia, ancora lui che mette il cross per Quagliarella. E vabbè, Quagliarella sappiamo che gol che fa. Però è un cross, visto, va giù. È un cross, c'ha una bella spinta, un bel piede. Qui fa l'assist, però attenzione perché prima dell'assist fa una grandissima triangolazione, lunghissima triangolazione, e poi conclude con un assist, quindi +1 per lui. Vediamo qui cosa fa. Niente, non ci capite chi era. Qui prima subisce tunnel, poi dice frate, ma mai visto? E poi lo umilia. Vediamo qui, niente, ma come faccio a vedere che clip sono? Oh, allora, fra, ma che trovate? 5 euro in terra, fratam, ops. Ah, ma casate, con queste finte, mamma mia. Il fisico di Bartosz Berezinski. Allora qui Bartosz Berezinski, il sombrero, un ottimo stop di Bartosz Berezinski, di tacco addirittura per Candreva. Allora qui ancora di tacco Bartosz Berezinski per Berezinski, bel piede. Vediamo qui invece cosa fa. Vediamo qui, altro cross e altro cross. Aiù. Uomo assist, attenzione perché è una cosa fondamentale. Cioè abbiamo Di Lorenzo su quella fascia che lo sappiamo, comunque c'è una bella discesa e i cross da lui non mancano, ma avere un terzino che è dotato di buona tecnica, col vizio dell'assist e anche una bella discesa con un bel piede non è roba da poco, Tra l'altro avercelo in panchina, aiuto, potrebbe essere veramente un colpo da fare, perché io ho sempre detto che tra le pedine diciamo mancanti di questo Napoli perfetto abbiamo il sostituto di Lobotka, Demme, ma da un attimo capi pure quella situazione come va a finire, e poi il sostituto di Di Lorenzo. Su delle pedine comunque che ad oggi mancano, ma non perché abbiamo degli scarpari diciamo al loro posto, ma perché fondamentalmente non giocano, tipo Demme e proprio Zanoli. Quindi ci può stare l'idea, voglio chi si sta buffando l'assist, sto parlando chi si sta buffando l'assist, c'è un assist cavato, mi sta cercando ora. Eccolo qui ancora Berezinski, ancora qui, vediamo in ripiego. Non lo so, comunque che sceso che tiene con il fatto che chiude molte azioni, non lo so, mi ha ricordato un po' il capitano, ti ricorda, però vabbè, senza prenderci troppa confidenza, Di Lorenzo e Di Lorenzo, però aiuto, Berezinski ci può stare. Vediamo qui ancora Berezinski a tagliare il campo, poi volevo avere pure l'assist, ma invece non l'ho fatto vedere. Qui altro gol salvato, è uno che sia difensivamente parlando che offensivamente parlando lo trovi molto spesso in entrambe le fasi, quindi è importantissimo perché spesso i terzini, sai, tendono sempre con un bel piede e con una bella tecnica. Ciucasca, che chiusura di Bartosz Berezinski. I terzini tendono sempre ad essere più offensivi, quindi diciamo ad attaccare, che ne so, a voler far l'assist, a voler segnare, insomma mai sapere. Invece lui sia a livello difensivo che offensivo vedo che è molto attento, molto attivo, e quindi come colpo ti dico la verità, Napoli secondo me non lo stai floppando. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se Bartosz Berezinski può piacervi al posto di Zanoli in prestito, questa è la parola chiave, voglio in prestito. E niente, vi leggo, vi metto qualche cuore e sempre e solo forza Napoli, voglio, ciao!